Eder. Mech. Pallister. Il caso di Liliana Resinovic ha sollevato notevoli interrogativi e ha acceso l'attenzione mediatica, soprattutto a seguito delle recenti scoperte emerse dalla nuova relazione medico-legale. Liliana, scomparsa il 14 dicembre 2021 e ritrovata cadavere il 5 gennaio 2022 in un boschetto, ha visto la sua vicenda riaccendersi alla luce delle nuove analisi che indicano segni di possibili lesioni prodotte da terzi. La relazione, che sarà presentata dalla Procura di Trieste entro il 15 dicembre, ha mantenuto un velo di riservo. Ma le indiscrezioni suggeriscono che il documento concluderà con l'affermazione che sul corpo della 63enne ci sono segni di aggressione, compatibili con un atto violento. Questo contrasta con le conclusioni della prima autopsia, condotta da Fulvio Costantinides e Fabio Cavalli, che avevano dichiarato l'assenza di lesioni da difesa e di evidenze di un'azione esterna. La nuova analisi conferma che la causa della morte sia stata una lenta asfissia, ma l'indicazione di lesioni suggerisce un coinvolgimento di terze persone, aprendo così a scenari inquietanti. Vittorio Fineschi, un esperto di medicina legale, ha partecipato a un confronto con altri specialisti per discutere i dettagli delle indagini. Tra i segni di violenza già emersi, si trovano tumefazioni e lividi sul volto di Liliana, segni che potrebbero suggerire che prima della sua morte possa essere stata aggredita. Sebastiano Visintin, marito della vittima, ha dichiarato di sentirsi tranquillo e ha espresso il suo desiderio che la verità venga a galla. Anche se ha manifestato dispiacere per il fatto che alcuni dettagli non siano emersi prima. La nuova autopsia, disposta dal GIP Luigi Dainotti, è stata necessaria dopo che la richiesta di archiviazione della procura era stata rigettata. I resti di Liliana sono stati riesumati e analizzati nuovamente, rivelando ulteriori lesioni, tra cui una frattura alla vertebra toracica e un'infiltrazione sulla mano destra. Tuttavia, è stata esclusa la presenza di una frattura al naso, precedentemente riportata. In sintesi, il caso di Liliana Resinovic si complica ulteriormente con queste nuove scoperte, che non solo alimentano il mistero attorno alla sua morte, ma pongono anche domande inquietanti riguardo alle circostanze che hanno circondato la sua scomparsa. La comunità attende con ansia la pubblicazione della relazione medico-legale completa, che potrebbe fornire chiarimenti fondamentali sulla vicenda. Le persone attenzionate sarebbero salite a 4-5, si parte naturalmente da amici di qualcuno dei nostri protagonisti e si segue anche la pista familiare, però ovviamente non c'è nessun riferimento alla banda degli onesti. C'è un altro passaggio da non sottovalutare: secondo alcune consulenze la figura che scende via Damiano Chiesa non sarebbe compatibile con Liliana, quindi resta aperta anche l'ipotesi che Liliana non sia uscita di casa quella mattina, e sembra ancora più probabile che quella vista in via Damiano Chiesa, e questo l'ho sempre sostenuto anch'io, possa non essere Liliana. Oggi emerge che Liliana sarebbe morta in seguito a una colluttazione. Ovviamente a Sebastiano è stato detto che è stata presa letteralmente a schiaffi, e c'è un personaggio che ha sempre detto di volere vivere almeno finché uscisse la verità, e speriamo che non sia così, perché abbiamo saputo che Claudio Sterpin è ricoverato in ospedale, si era ripreso dalla raucedine, poi ha avuto un mancamento in seguito al quale è caduto, si è temuta la frattura di una costola. Fatto sta che dopo è seguita un'emorragia, quindi lui è ricoverato e si spera bene. Ovviamente è vigile, ma non è al momento al massimo del suo umore. Io sono tranquillo e i miei consulenti mi hanno anticipato che forse quei segni evidenziano che abbia preso delle sberle. Sono distrutto da tutto quello che sta emergendo ed è bene che venga a galla la verità. Peccato che certi elementi non siano emersi prima. Non ho avuto modo di confrontarmi con il professor Fineschi in modo molto sincero. Abbiamo fatto un patto, nel senso ci è stato chiesto di mantenere l'assoluto riservo. Lo stiamo facendo. No, lo stiamo facendo nel senso di sicuramente si può confermare quello che fino ad oggi è emerso, nel senso che queste nuove lesività che sono state descritte, di cui insomma si è parlato, è una notizia, però ripeto, non ho avuto modo di confrontarmi con Fineschi, quindi sicuramente Fineschi, da quello che posso immaginare, ripeto, non ci ho parlato,
ha ribadito quella che invece è la sua ricostruzione e quello che poi ha riportato nell'elaborato, nella consulenza, che poi è stato elemento importante anche per l'accoglimento dell'atto di opposizione. Il consulente invece della Procura ha chiesto cortesemente di lasciarla lavorare per questi ulteriori 11 giorni, perché il 15 dicembre dovrebbe depositare. Si è ribadito quello che si era detto nell'ultimo incontro. Da lì poi ci sono stati ulteriori confronti, ma ci siamo fermati lì. Questo è. Allora, quel tipo di... Allora, ripeto, se avevamo già delle lesività ben descritte, ne sono state aggiunte altre. Con quelle che avevamo prima l'abbiamo sempre detto e riferito, che noi non credevamo a una caduta, ma ad un'aggressione o comunque all'azione di terzi. Aver aggiunto questi ulteriori aspetti rafforza la nostra ricostruzione. È stato perso sin da subito, anche dal punto di vista dei rilievi, dal punto di vista degli accertamenti iniziali, da come è stato conservato il povero corpo di Liliana. Ce ne sono tanti aspetti che dovranno essere poi presi in considerazione. Io mi auguro che si arrivi veramente ad una definizione perlomeno delle indagini, con poi delle richieste anche perché bisogna poi allora, il primo problema lo stiamo per superare, noi ce l'auguriamo. Il secondo sarà poi andare ad iscrivere qualcuno nel registro degli indagati. La famiglia sta reagendo, noi ci confrontiamo ogni giorno con loro. Dobbiamo attendere innanzitutto la relazione, la consulenza del consulente della Procura, poi le determinazioni che prenderà il pubblico ministero, perché noi è da lì che ci dovremo confrontare, ma questa è una vicenda particolare, nel senso che non è soltanto l'aspetto della medicina legale, ma è l'aspetto ad esempio dei tabulati telefonici, delle intercettazioni, il contenuto. Abbiamo dovuto rifare tutti gli accertamenti. Grazie al nostro consulente Azzorzi è emersa tutta la parte relativa al telefono iPhone di Liliana, che non era stato recuperato in modo completo. Ci sono tante attività che sono state poste in essere. Quindi diciamo che avevamo un contenitore semivuoto, chiamiamola così, e abbiamo cercato di riempire questo contenitore, queste lacune, e adesso poi passerà la parola al pubblico ministero, il quale dovrà fare le proprie scelte, di fare ulteriori attività investigative, di fare una richiesta di archiviazione, di individuare un soggetto da indagare. È tutto ancora veramente in evoluzione. Tra i nomi che girano ce n'è uno che somiglia, guarda caso, molto alla sagoma che vedete qui ripresa il 14 dicembre e che ronza intorno a Liliana, che è appena uscita da casa. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.